Carissimi telespettatori, ben ritornati nel nostro spazio di approfondimento in collaborazione con l'FNP CISL del Veneto, pensionati del Veneto, per parlare con la segretaria, ben arrivata qui con noi, Tina Cupani, segretaria generale FNP del Veneto. Sì. Di riforme, di istanze da parte dei sindacati che le fanno da tantissimo tempo, qui possiamo dire anche a livello unitario, l'FNP per la CISL, ma poi abbiamo anche gli altri sindacati dei pensionati, su delle questioni fondamentali, importantissime per tutti, non solo per i pensionati, ma per le famiglie in generale, perché sappiamo che tantissime persone che sono in pensione hanno bisogno, per carità, dei figli, dei nipoti come supporto, perché sappiamo che il sociale non funziona tanto bene da noi, anche il sociosanitario ha delle difficoltà, ma danno una grossissima mano alle famiglie e l'hanno fatto anche nel periodo pandemico. E allora, segretario, un po' per fare il punto della situazione, si è aperto un canale di dialogo col governo? C'è qualche spiraglio in generale? Possiamo parlare di qualche cosa che pur si muova? Noi la speranza l'abbiamo tutta rispetto agli ultimi incontri avuti a livello nazionale con Draghi. Quindi rispetto alla prima impostazione sulla legge di bilancio, che non ci aveva visto comunque parte attiva o parte propositiva a quel tavolo, dopo la posizione molto dura e anche con annunci di percorsi di mobilitazione, inizialmente il giorno 16 i sindacati confederali, CGIL e UIL, con i nostri segretari generali hanno avuto un incontro con Draghi che ha aperto il dialogo sociale, quindi su quelle questioni che riguardano, e mi concentro un attimo su questi temi, il mondo nostro, il mondo dei pensionati, e quindi la questione del fisco con un intervento anche che diminuisca la pressione fiscale per quanto riguarda i pensionati. Per quanto riguarda poi il discorso delle pensioni, quindi si è parlato di indicizzazione, di rivalutazione, di perdita di potere d'acquisto, e poi sul discorso della sanità, quindi non solo sulla non autosufficienza, ma su un intervento anche dedicato per quanto riguarda la sanità rispetto al lavoro di cura e al mondo che ci appartiene, che è quello di supporto nei confronti delle famiglie che a loro volta si prendono cura delle persone, perché noi dobbiamo riconoscere il grosso lavoro che svolgono le famiglie, non solo rispetto anche alla non autosufficienza di anziani, ma di tutte le disabilità e di tutte le criticità che ci sono, che riguardano anche persone giovani, che riguardano anche persone adulte non pensionate, ma che hanno per esempio subito incidenti, e quindi questo è sempre solo a carico delle famiglie, e su questo noi abbiamo chiesto di essere parte attiva di quel tavolo, cioè di dire la nostra e di essere consultati. Ma secondo lei è una questione meramente, perché quando tocchiamo gli aspetti economici, apriti cielo, perché quelli sono i soldi stanziati, si devono dividere, fare la divisione dei pani e dei pesci, no? Perché o si tocca il cuneo fiscale dei lavoratori, che mi sembra anche una cosa doverosa, perché naturalmente il potere d'acquisto si sta riducendo, poi con l'impennata che ci sarà e c'è stata dei prezzi diventa fondamentale. O si va a parare sul discorso delle pensioni, che ci sono pensioni bassissime, adesso vedremo anche un grafico interessante che ci fa capire, interessante però tragico, la situazione delle pensioni, oppure si va a parlare anche, e sembra che le tre cose non possano farsi contemporaneamente, di riforme sostanziali. Ecco, questo è il grafico che ci fa capire la situazione dei pensionati in Veneto. Secondo lei è possibile andare su più fronti in contemporanea? Perché noi abbiamo tante istanze dei cittadini, ma si può parlare di riforma delle pensioni, quindi vedere che si possa ampliare la platea di coloro che accederanno, perché adesso poi ci sono delle modifiche in atto, parlare di aumento del potere di acquisto anche dei pensionati, diminuzione di pressione fiscale sulle pensioni e anche di cuneo in contemporanea, o bisogna solo fare l'opzione, mi dai questo ma non ti do quest'altro? Che percezione ha? Che poi lei ha un'esperienza anche istituzionale di lungo
suo corso, quindi magari ha il sentiment un po' in mano della situazione. Allora, quello che io le posso dire, quello che noi stiamo chiedendo in questi mesi, noi chiediamo che le riforme siano tutte strutturali, cioè non è più pensabile di aggiustare in ogni legge di bilancio anno per anno ed intervenire su delle criticità e su delle difficoltà. Quindi deve assolutamente la riforma del fisco, la riforma delle pensioni e il sostegno per quanto riguarda il welfare, la sanità, la non autosufficienza devono per forza essere percorsi che vanno insieme, non possono essere percorsi paralleli, perché altrimenti non si troverà mai una soluzione che non sia quella tampone. La mia pressione quest'anno in questa legge di bilancio è su questo aspetto, l'anno prossimo, siccome ho una spinta che mi viene dalla base che è di portare a casa un risultato sotto un altro aspetto, però quello che noi stiamo chiedendo, ed è per questo che noi sindacati come parte sociale chiediamo tavoli, la parola tavoli per noi è tavolo istituzionale di confronto e di concertazione. Per ottenere qualcosa, insomma, per ottenere qualcosa che sia all'interno di un percorso strutturato e che la riforma di adesso sia una riforma che negli anni non debba più vedersi prendere in mano e le tre cose devono assolutamente andare insieme, perché le risorse quelle sono. Per esempio, no, io le faccio una precisazione per quanto riguarda il fisco, la riforma del fisco e l'abbassamento del cuneo fiscale. Noi chiediamo che sia dedicata questa riforma ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. L'abbiamo proprio chiesto in maniera specifica, perché? Perché se noi dovessimo impostare tutta la riforma del fisco tenendo conto, togliamo o non togliamo l'IRAP per esempio, è chiaro che se le scelte vanno da un'altra parte, togliere l'IRAP significa far fuori tutti gli 8 miliardi a disposizione. Certo, sì. E quindi noi rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati a quel tavolo andremo a dire che la riforma del fisco per noi significa riduzione del cuneo fiscale. Poi rispetto alle imprese, rispetto alla necessità delle imprese di avere finanziamenti, di avere anche percorsi dedicati per il rilancio, perché impresa, rilancio dell'economia significa lavoro, certo, per noi pensionati significa anche contribuzione che permette di pagare le nostre pensioni. È chiaro che poi rispetto a quella richiesta, a quella necessità del mondo del lavoro, del mondo dell'economia, del mondo dell'industria, del mondo produttivo, ci vogliono degli interventi, ma non devono essere in contrapposizione con le richieste nostre, che è di una riduzione del cuneo fiscale. Assolutamente, no, ma sembrerebbe che poi il Ministro sia orientato a parlare appunto di cuneo fiscale e un po' a dedicarsi anche alle PMI, le piccole imprese che non hanno avuto aiuto, perché con i governi precedenti le grandi imprese, insomma, con tutto il rispetto parlando, però sono state purtroppo quelli sono poteri forti, quindi. Esatto, però insomma dai, una cosa molto importante è questo concetto. Io vorrei tornare sulla slide che abbiamo visto prima, che è interessante per far capire la situazione in cui si versa delle pensioni, ecco qui, quindi vediamo dei gap pazzeschi, delle situazioni che hanno dell'inverosimile, però fanno anche comprendere che chi non sta bene è purtroppo in buona compagnia. Purtroppo. Allora, sostanzialmente noi vediamo differenze tanto uomini e donne, secondo me abbastanza. Guarda, bisognerà prima o poi considerare questo aspetto determinante per il futuro dei nostri pensionati e delle nostre donne. Assolutamente, e per adesso purtroppo neanche nelle posizioni lavorative vediamo che c'è grande differenza, che non cambia sostanzialmente, che qui forse le donne sono calcolate anche con la reversibilità peraltro del marito, le vedove. Quindi, sì, però rientrano nella fascia quella delle pensioni basse, quelle che sono le pensioni che garantiscono solo la non soglia della povertà. Ma quando si dice fino a 250.000, cioè 250, fino a 250, esatto, cioè sono veramente tantissimi, perché ci sono delle situazioni irrisorie, sono veramente tante le persone. Infatti,
E su questo, anche questo è uno dei temi che noi stiamo affrontando, quindi intervenire in primis per rispetto e anche per un valore etico e morale nei confronti delle pensioni basse. Cioè noi dobbiamo mettere in piedi, cioè il governo deve mettere in piedi un meccanismo che al di sotto di una determinata soglia non ci possa essere un importo pensionistico, quindi che la pensione del singolo non possa mai essere al di sotto di una certa soglia, perché è la soglia che permette di non entrare in una situazione di povertà. E quindi il primo intervento è su questo aspetto, sulle pensioni che sono comunque basse e che devono essere. È un ragionamento che stiamo anche affrontando noi così a livello di pensionati Veneto, che deve essere anche contestualizzato rispetto al proprio percorso di lavoro e rispetto alla situazione patrimoniale. Io dico sempre che diverso è la pensione minima di un anziano che ha l'affitto da pagare e che fa fatica ad arrivare a fine mese e che non ha altro, e un conto magari è la pensione più bassa in un contesto patrimoniale che è ben più consistente, perché ci sono pensioni basse che sono anche il frutto di meno contribuzione nel corso degli anni rispetto magari, mi permetto di dire, di redditi un po' più alti, però non tutti certo. Comunque certificati. Sì, fare anche la divisione, magari chi ha altre rendite, che vive di altre rendite. Tenere conto anche di questo, quindi contestualizzare gli interventi, quelli indispensabili per garantire un minimo di dignità, tenendo conto anche del contesto patrimoniale del pensionato. Anche se c'è l'altro problema che qui si apre sempre, che ne abbiamo avuto, lo dico perché so che ci avete scritto in tanti, i pensionati che vivono anche i 200 metri quadri di abitazione o casa con 2 piani di campagna e tutto, casa di famiglia, di proprietà, che è una bella abitazione, grande quanto si vuole, che fa aria da tutte le parti, che costa l'ira di Dio, non hanno riscaldamento, altro non si possono permettere, e questa è l'altra questione, dove anche si apre la solitudine, alla non autosufficienza, che tipo di assistenza possono avere queste persone, e al forma di cambiamento di mentalità di cui voi più volte avete parlato, di dire perché non un co-housing, una coabitazione con altri, un vedere delle soluzioni alternative, perché tanti sono coloro che nelle periferie vivono queste situazioni, oppure anche l'appartamento di famiglia dove stavano in 6 prima con 2-3 figli, poi ci restano da soli dentro, però sì, anche questo è un aspetto che abbiamo approfondito assieme anche ai colleghi dello SPI e della WILP. In una proposta che noi andremo a rappresentare in tempi abbastanza brevi su una nostra idea di riforma del sociosanitario, all'interno del quale c'è anche tutta la questione della residenzialità, quindi le diverse modalità di residenzialità, che può essere il co-housing, può essere l'intervento utilizzando anche, perché no, i fondi del PNRR di ristrutturazione e di adeguamento di edifici che sono praticamente in situazioni non vivibili oppure non sostenibili da un punto di vista di vivibilità da parte dell'anziano. E quindi ci sono queste diverse forme di residenzialità e di vivere la quotidianità assieme anche ad altri, che è rappresentata all'interno di una proposta che noi stiamo elaborando per dopo proporre e rappresentare all'assessore della Regione Veneto. Quindi questo è per la Regione invece, questo è il confronto che dovrete avere con la Regione? Sì. Siete riusciti quindi ad avere un'apertura con la Regione? Allora, devo dirle che l'unica cosa che le posso
garantire è che noi continuiamo a chiedere un incontro con l'assessore. Noi abbiamo chiesto, attendavamo un ritorno da parte dell'assessore rispetto ad un monitoraggio che era stato da noi chiesto e è anche attivato, a quello che sappiamo dall'assessorato, sulla situazione delle RSA nella nostra regione. È una situazione che vede delle criticità da un punto di vista di gestione e delle criticità dell'ultimo mese da un punto di vista di ripartenza della pandemia, e quindi ci sono cluster, ci sono situazioni di diffusione del virus in alcune case di riposo. Anche qua la situazione comunque è un po' a macchia di leopardo. Noi alla Regione, all'assessore, abbiamo chiesto appunto di essere, che ci incontri perché ci dia questo riscontro, cioè ci dica qual è la situazione delle case di riposo delle RSA nella nostra Regione, e su questo stiamo aspettando che lei ci convochi, che ci dia una data di un incontro, perché noi siamo molto preoccupati. Assolutamente sì, no, sono preoccupate anche le famiglie, quindi le famiglie degli anziani e anziani che sono ritornati a casa, sono stati richiamati perché per situazioni un po' difficili da gestire. Oltre, vabbè, non apriamo adesso questo capitolo, però sarà necessario farlo comunque, le rette delle case di riposo che rischiano un'impennata all'inizio dell'anno prossimo, perché aumenti dell'energia, delle materie prime, solo pensare alla cellulosa con la quale si fanno i pannoloni e che certo, i preventivi sono raddoppiati, quindi vengono i brividi, perché abbiamo raggiunto il break-even, no, della soglia per le famiglie, per i costi da sostenere, e quanto ne so anche i comuni hanno difficoltà a venire incontro, no? Sì, la difficoltà è sotto gli occhi di tutti, che è dal punto di vista di aumento di costi, e che viene avvertita in maniera drammatica da parte delle famiglie. C'è anche una preoccupazione che riguarda la carenza di personale. Che sono non solo il personale specializzato, gli infermieri, ma c'è una carenza anche di figure come gli OS, e quindi le RSA si trovano in difficoltà, sia quelle a gestione pubblica che privata, e questo è un problema che è molto sentito anche da parte dell'assessore Lanzarin. Infatti circa 3 settimane fa, ad un incontro con il forum delle associazioni che abbiamo tenuto, ed era presente e diceva che questa era una forte preoccupazione, ma questo deve far spingere un po' la politica, gli amministratori locali e la politica generale a ripensare a tutto il sistema del welfare, del sociale, e gestire il sociale e il sanitario insieme, perché questi sono due percorsi che non possono più essere due linee parallele, non possono essere paralleli, però si deve gestire il sociale e il sanitario con un percorso e una visione unica e con una regia unica, perché altrimenti sarà difficile uscire da situazioni così critiche e di così grande difficoltà. Il personale, la programmazione del personale, un'analisi, un monitoraggio per capire quali sono le risorse professionali che mi servono nel Veneto per tenere in piedi il sistema pubblico e privato, quanti infermieri, quanti OS, quanti fisioterapisti, quante figure professionali sanitarie mi servono per far funzionare il sistema, tenuto conto che la pandemia ha fatto emergere tutta una serie di criticità e che nulla è più come prima. Sì, e quindi bisogna anche avere la capacità di ripensare a un modello, ad una programmazione nuova che parte da questa situazione di difficoltà che si è creata dopo con questa pandemia, che noi speravamo fosse terminata, ma che adesso... No, ma anche con lungimiranza, secondo me, perché poi tendenzialmente si guarda al qui e ora, non si fa il
passo avanti. Il passo avanti, più volte lo dite anche voi, arriveranno i baby boomers. Quando arriveranno i famosi baby boomers, che ormai sembrano una minaccia incombente, che sono coloro che sono nati, vabbè, viene da ridere, però di fatto è così, sono una massa incredibile di persone che quando questi andranno in pensione o avranno delle problematiche, avranno situazioni diverse, ovvero figli che sono all'estero, che non ci sono, assistenza familiare di altro tipo, pensioni basse, e quello sarà altro che baby boom, sarà una bomba sociale di poco conto, proprio guardare un po' più in là. Ma infatti, guardi, adesso la nostra richiesta così pressante a Draghi è nata anche un po' dalla percezione che degli anziani negli ultimi anni nessun governo si sia interessato, e quindi la preoccupazione è questa: ma se fino ad ora tu non ti sei interessato e la situazione della pandemia ha sconvolto anche un modello ed una realtà, e non attenzioni adesso a tutta questa situazione, la prospettiva quale sarà? Infatti. Per esempio anche sull'impostazione mentale di una programmazione, di una visione che va oltre il presente. La cura alla persona. La cura alla persona è fondamentale perché, e lo sappiamo, in mano alle famiglie e soprattutto alle donne. Allora noi diciamo, ma perché non facciamo un censimento di quelle che sono le necessità di adesso, e tenuto conto anche di quella proiezione che noi abbiamo spesso rappresentato anche qua con voi a TV7, fra 20 anni, fra 10 anni la situazione sarà questa, ma perché non mettere in mano un modello? Allora siamo sempre lì, in una riforma strutturale, perché creare nuove professionalità richiede tempo, però se partiamo adesso, infatti, esatto, la situazione potrà essere diversa, mettersi in collegamento col mondo dell'università per la specializzazione, con il mondo della scuola per definire percorsi formativi dedicati a queste figure, motivare, valorizzare queste professioni, perché sono professioni che comunque sono dedicate alle persone, agli anziani, che quindi motivando anche probabilmente si può anche invertire questa tendenza che c'è adesso, per cui la Regione mette a disposizione corsi per gli OS, ma non c'è interesse, non c'è adesione. Quindi questa è una situazione molto molto delicata. E poi allora mettiamo insieme ripartire con un modello nuovo di attenzione alla cura della persona strutturato, continuo a usare questa parola perché se noi non mettiamo adesso è disorganizzato, diciamo, ecco, possiamo anche creare nuovi posti di lavoro, nuove figure professionali, cioè è un insieme che... Ma non è neanche corretta anche la cosa stessa, come lei dice, giustamente strutturato. Questo comprende anche la domiciliarità, di cui purtroppo, io dico purtroppo a livello nazionale si guarda molto perché fa comodo, costa anche meno, però viene scaricata sulle famiglie. Le badanti, assistenti, come si vuole chiamarle, insomma, sono figure che non hanno corsi di formazione alle spalle, purtroppo, a volte non conoscono bene la lingua, non sanno far da mangiare, per esempio, che è una banalità, però gli anziani purtroppo sappiamo benissimo che hanno anche queste esigenze che sono banali, che sono fatte di un certo tipo di rapporto. E tutte le famiglie si devono affidare a queste figure che magari che poi sono temporanee, quindi non danno neanche garanzie di presenza. Questo è gravissimo, hanno dei costi importanti per una famiglia non sempre in grado di sostenerla, quindi anche lì il problema di metterli in regola, ma come, con che finanziamenti. Lo Stato non provvede, perché anche la Regione stessa non si può fare un servizio domiciliare quando un anziano avrebbe bisogno di avere una presenza magari 3 volte al giorno. Chi è che gli cambia il pannolone? Un anziano da solo. È ovvio che ci deve essere sta badante, le badante costano e non sono preparate. Case di riposo è lo stesso discorso, sono persone preparate, invece formate, però non ce ne sono a sufficienza. Quindi io il terrore quando si parla di domiciliarità è spingere su questo, che poi sia un modo per scaricare alle famiglie, arrangiati, e poi arrangiarsi non è così bello, così facile come potrebbe sembrare. Segretario, noi siamo verso il tempo vola, io veramente resto sconvolta ogni volta con lei, ci siamo visti già 2 volte, il tempo è volato. E solo una questione, la fiscalità è un aspetto importantissimo, volevo far vedere anche la slide ai nostri telespettatori in chiusura, perché è una fiscalità pesantissima, lei giustamente diceva bisogna
agire anche sulla fiscalità delle pensioni, quindi vediamo da questo grafico che ci sono pensioni, quelle in arancione in alto, che non sono tassabili, sono veramente pochissime, le altre sono tassabili e stratassabili, e sono tanti soldi, tanti miliardi che arrivano in Veneto di pensione e ne escono altrettanti, per cui è una situazione pesantissima questa, su cui voi volete intervenire. E l'altro grafico che chiedo di mettere in onda un attimo rapidamente, per far capire da 20.000 euro lordi anno le tasse su una pensione, confrontare il confronto europeo, vediamo che il nostro paese ha dei numeri, insomma, meno male che l'Unione Europea dovrebbe essere un sistema unico, però qua noi superiamo ogni limite, quasi quasi siamo vicini alla Spagna, sì, vero? E questo fa capire l'emergenza dell'intervento sulla fiscalità e sul fisco, perché la perdita del valore d'acquisto in genere con l'aumento dei costi e un'aliquota media che voi l'avete riportata è del 24%, e quindi superiore anche e quindi di fatto porta il netto a favore dei pensionati a livelli molto bassi, c'è anche questa discrasia e questa differenza con la media europea. Ogni tanto chi ci governa dovrebbe anche tenere in considerazione di come le pensioni all'interno di una famiglia siano state un welfare familiare, nel senso che con la pensione all'interno di una famiglia a volte si mantengono i giovani, si mantengono le persone che non sono in grado di trovare lavoro, figli che sono in difficoltà perché hanno perso il posto di lavoro. Quindi riconosciamo anche questo, che queste pensioni e il valore di queste pensioni in questi anni di crisi ha aiutato tutto il sistema. Perché senza queste pensioni molti sarebbero veramente trovati in più difficoltà. E quindi lo Stato avrebbe dovuto intervenire con altri modi, assolutamente. Devono essere rivalutate, devono assolutamente essere rivalutate. Allora riparleremo di questo perché sono temi molto importanti, quindi ci aggiornerete su come stanno andando le situazioni, speriamo al meglio, e dovremo parlare anche della legge quadro per la non autosufficienza, che ha avuto un piccolo stimolo economico piccolissimo. 800 milioni. Esatto, però bisogna che... 4 anni. 4 anni. E vedremo anche magari parlare in seguito del PNRR, se in qualche modo interviene, come sul discorso dei pensionati e a quali livelli, quindi fare un po' il punto della situazione. Segretaria, io le auguro buon lavoro, so che adesso ne avete perché ci sono momenti di incontro molto importanti, un momento anche cruciale tra l'altro. E naturalmente ci rivediamo presto. Grazie. Grazie alla segretaria, grazie all'FNP CISL. Ricordatevi comunque la campagna delle vaccinazioni, terza dose per chi le persone che sono già state vaccinate, è importantissimo, un momento anche particolare, e soprattutto per quanto riguarda la situazione pensionistica, qualsiasi dubbio o perplessità, ricordatevi le puntate vanno in replica, visitate anche il sito internet dell'FNP CISL che può darvi tanti suggerimenti, dove trovate anche tra l'altro le nostre puntate, e rivolgetevi poi alle sedi, agli sportelli dell'FNP CISL presenti a livello capillare in tutta la regione. Il sito lo trovate, ma ve lo ripeto, www.pensionaticislveneto.it, che più volte ce l'avete chiesto, www.pensionaticislveneto.it. Grazie e buon proseguimento.